Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte sarà con noi Ugo Lupatelli del Lions Club per parlare della terza edizione di Sport-In che è in programma domani e sabato. Nella prima parte siamo invece in compagnia della professoressa Donata Vianelli, futura rettrice dell'Università di Trieste, che ringrazio per essere in realtà tornata nei nostri studi perché noi ci eravamo visti molto spesso. Intanto complimenti. Grazie. Adesso incomincia il bello. Sì. Intanto che cosa succede? Perché lei entra in carica il primo di agosto. Adesso che mesi sono? È come il Papa che sta preparando la squadra, desumo anche. Sì, adesso attualmente sono direttrice del Dipartimento di Economia e quindi dovrò da un lato gestire la transizione da appunto direttrice di dipartimento al futuro nuovo direttore o direttrice e dall'altro dovrò cominciare a definire la squadra che è in buona parte già definita e pronti per partire il 1° d'agosto. Senta professoressa, non si possono tenere le due... Meno male no. Sì, mi rendo conto che è così. Allora, è difficile e forse è un po' anche sciocco chiedere come sarà l'Università di Trieste dell'era Vianelli. Però gioco forse una di quelle domande che noi giornalisti dobbiamo fare. Mi spieghi anche se ha senso come domanda, cioè un rettore può dare un'impronta sua specifica all'università, magari forse è più comprensibile all'esterno, è più comprensibile all'interno che all'esterno, immagino. Un rettore sicuramente deve dare una sua impronta anche perché vive in un contesto diverso che sono adesso i 6 anni che ci aspettano, sicuramente saranno anni diversi dai 6 anni che ci hanno preceduto. Quindi ci troviamo con i 6 anni precedenti che sono iniziati bene e poi dopo pochi mesi è arrivato il Covid che è stato gestito poi in modo eccellente anche dal nostro rettore di Lenarda e poi dopo questi anni anche più di difficoltà del Covid siamo entrati in un periodo dove sono arrivate molte risorse dal Ministero. Quindi la governance attuale ha lavorato, devo dire, molto bene per raccogliere tutte queste risorse, perché ovviamente erano risorse basate anche su bandi competitivi. Sì. E l'università si è digitalizzata molto, c'è stata molta innovazione, c'è stato molto investimento anche proprio in ricerche che stanno anche segnando il futuro dell'Università di Trieste. E quindi l'impronta futura, almeno da parte mia, sarà quella di raccogliere questa eredità che è molto forte, molto positiva e da questa eredità crescere adattandoci ovviamente a quello che è un contesto. Il futuro per il momento non si presenta molto roseo perché abbiamo la conclusione dei fondi anche del PNRR e dovremo quindi gestire in modo diverso quello che abbiamo anche creato. Senza ovviamente i finanziamenti che per adesso appunto sono stati tagliati per i prossimi anni, quindi un'impronta ci sarà di sicuro. Secondo me la cosa molto positiva in questo caso, avendo anche io lavorato come direttrice di dipartimento, quindi costantemente in contatto con la governance dell'Ateneo, è naturale per me continuare, anche perché sono stata partecipe e anche il mio dipartimento ha lavorato sulle linee che sono state definite proprio dal rettore e da tutta la governance. Poi se mi consente la battuta, essere anche in questi momenti direttore del Dipartimento di Economia
e commercio, proprio alla luce dei problemi che dovrà affrontare, già un asset in infatti più. ho detto meno male che 6 anni fa abbiamo eletto il professor Di Lenarda, che era un medico, e nessuno ci aveva detto, anche lo stesso rettore non era stato informato dell'arrivo del Covid, e quando qualcuno adesso mi diceva ci sarà crisi, l'economia e così, io devo dire che con le crisi economiche, crisi di mercato, crisi organizzative, io sono, oltre che direttore di dipartimento, sono docente di economia e gestione delle imprese, quindi ci bazzico ogni giorno, e io sono più fortunata perché mi hanno pure informato che anzi ci siamo già, diciamo, dentro, per cui insomma affronteremo anche in modo costruttivo, affronteremo con ovviamente la comunità di UniTS, e porteremo avanti con un'impronta che certamente dovrà essere diversa. Senta, professoressa, allora vediamo di individuare alcune, mettiamola così, alcune caratteristiche dell'Università di Trieste, che probabilmente sono anche caratteristiche di altre università, ma sono quelle che, almeno parlando un po' in giro, vivendo la città, si possono cogliere. Una delle prime è che, mettiamola così, detta anche in maniera un po' forse ex abrupto, c'è tanta università in giro, no? Cioè da qualche anno a questa parte l'università è presente nella vita, verrebbe da dire, anche quotidiana della città. Ci sono, a parte, non so, convegni, incontri, eccetera, però c'è una presenza molto più evidente, diciamo così. Beh, questo è il risultato anche di questo sessennio, dove l'università, anche grazie poi alle celebrazioni del centenario, si è molto avvicinata al territorio, e quindi questa è una direzione certamente da seguire, da far crescere. L'università produce conoscenza e quindi può dare al territorio, però il territorio è fondamentale, perché anche le richieste, le esigenze del territorio rendono poi anche l'università, portano l'università a fare anche ricerche in modo più rilevante per la società. Sì. Quindi è necessario per noi un continuo dialogo con il territorio. Si parla poi ovviamente anche quando come università di ricerca di base, di ricerca applicata. È chiaro che la ricerca applicata è quella che è più vicina al territorio, però la ricerca applicata viene in qualche modo nutrita dalla ricerca di base. Qualcuno appunto dice i fondi ministeriali stanno riducendosi, abbiamo sempre meno finanziamenti, dobbiamo andare sempre di più sul territorio. È vero, questo lo puoi fare sulla ricerca quando parliamo di ricerca applicata, perché ovviamente il territorio riconosce il valore di quello che viene dato. È vero che l'università può sempre di più aprirsi anche all'Europa e quindi anche a fondi europei. È vero anche che tutta la ricerca di base è ovviamente finanziata dallo Stato, dal pubblico, ed è questo che fa anche che dà anche grande valore all'università, in particolare parlo proprio dell'università italiana. E se non abbiamo la ricerca di base non abbiamo neanche poi il passo successivo, e la ricerca di base non sempre dà dei risultati, ma proprio per questo è proprio la ricerca di base che produce le grandi innovazioni. Parliamo un attimo di un dato che forse in questi anni, per tutta una serie di ragioni, non ultimo anche il fatto che si sia stati costretti per un po' di tempo ad insistere, a parlare molto di pandemia, eccetera, forse ci ha portato un po' distante rispetto a due elementi su cui l'università si fonda: il personale, insegnante e anche non insegnante, e gli studenti, che sono, come dire, è come il gatto che si morde la coda, cioè l'università è importante perché ci sono gli studenti e i docenti e gli studenti sono importanti perché c'è l'università.
No, certo, l'università è un contesto molto complesso, è l'unico ente pubblico ma anche ente privato che ha nel nostro caso 18.000 utenti sempre presenti che sono quelli che poi portano anche la grande dinamicità al nostro contesto, anche al nostro lavoro quotidiano, sia dei docenti ma anche sicuramente di tutto il personale tecnico amministrativo. Poi abbiamo appunto la parte i docenti e i tecnici amministrativi ed è una comunità che deve lavorare assieme, perché solo lavorando assieme può portare crescita e può portare veramente miglioramenti all'università. Prima lei mi ha chiesto un po' l'impronta anche che vorrei dare al mio programma e anche l'impronta con cui, diciamo, il programma con cui mi sono presentata. Io ho proprio sono partita dalla centralità della persona come valore fondamentale che deve caratterizzare tutto quello che faremo in UniTS nei prossimi anni, e quindi poi anche nella proposta di piano strategico ho un ambito che è proprio dedicato interamente agli studenti e alle studentesse e un ambito che è dedicato al personale. Al personale tutto, perché quello che noi facciamo nella ricerca, chi è docente non può fare ricerca se non ha dietro il supporto dei tecnici, il supporto degli amministrativi, e chi è lì come tecnico amministrativo ovviamente non può, il suo lavoro è proprio giustificato dalla presenza di docenti e dalla presenza di tanti studenti a cui noi ovviamente offriamo un percorso formativo che poi li renderà i cittadini del futuro. Per cui la comunità è importante e questa cosa, soprattutto dopo un periodo di grande corsa, perché questi ultimi 3 anni il fatto che sono arrivati tanti progetti, tante risorse, ci ha fatto lavorare tantissimo. Poi noi abbiamo avuto anche il centenario e veramente... Ecco, il centenario non è stato soltanto un momento celebrativo, cioè nel momento stesso in cui è stato celebrativo è stato però anche una specie di piattaforma anche per già strutturare i secondi 100 anni dell'università, i prossimi 100 anni. No, certamente, io come anche direttrice di economia ho vissuto in prima persona anche il centenario all'interno del mio dipartimento, perché economia è il nucleo fondatore dell'Università di Trieste e devo dirlo, celebrare un centenario vuol dire ripercorrere 100 anni e rivedere un po' il DNA, i propri punti di forza, rivedere che cosa hanno fatto anche i nostri maestri e che hanno portato al risultato su cui noi poi lavoriamo oggi, e quindi ti dà delle linee di indirizzo. È un centenario che abbiamo vissuto molto con il territorio, e se ci pensiamo noi a Trieste adesso abbiamo anche come università investito moltissimo su tutto il tema dell'intelligenza artificiale, data science, informatica, e non a caso siamo stati coinvolti, siamo stati anche proprio tra i soggetti fondatori e anche grazie all'intuizione di Generali, ma anche della nostra governance, del nostro rettore, c'è stata la fondazione, il lancio adesso di Agorai. Di cui volevo arrivare anche a questo, sì. Esatto, poi ad esempio il territorio con il porto, la logistica, negli ultimi anni sono nati dei corsi di laurea dedicati sia dal punto di vista dell'economia, sia dal punto di vista dell'ingegneria, sia dal punto del diritto, del vista del diritto. Ci siamo posti proprio a dire creiamo un'offerta formativa che sia rilevante per il territorio, quindi il fatto di ripercorrere un po' la nostra storia ci ha portato a focalizzarci meglio. Certo che Trieste rimane un'università, uso il termine che spesso lo ritengo anche forse un po' brutto,
che è quello di università generalista, ovvero noi siamo presenti, a differenza di alcune università che sono focalizzate solo su certi percorsi formativi. Trieste è veramente un'università che offre praticamente tutto, quindi tutti i percorsi e tutti i dipartimenti hanno delle eccellenze che in qualche modo sono anche state determinanti per la crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni in termini di iscritti. Senta, professoressa, lei ha accennato, sarebbe stata la seconda, la domanda successiva, adesso devo riformularla in corso d'opera. No, lei ha accennato giustamente anche mi corregga se magari il termine non è corretto, al corso di intelligenza artificiale. Significa anche che l'università deve avere le antenne, cioè e l'altro aspetto di ciò di cui dicevamo prima, no? C'è un'università che si mette a servizio, capisce ciò di cui c'è bisogno e si struttura in modo da poter essere a disposizione. Sì, io ho citato l'intelligenza artificiale che però non è legata solo ad un corso, è legata proprio ad un'offerta formativa che ad esempio ha coinvolto sicuramente in primis tutta l'area di data science e tutta l'area anche dell'ingegneria informatica, perché chiaramente è un tema che loro vedono in maniera innovativa, su cui fanno ricerca, su cui lavorano con il territorio da anni, quindi qui si tratta anche di un'evoluzione che c'è stata negli anni di corsi di laurea che anche stanno crescendo sempre di più, che si sono internazionalizzati, anche perché ad esempio stiamo spostando proprio anche l'offerta formativa proprio di queste aree anche sulla lingua inglese, in modo da essere attrattivi anche rispetto a studenti e studentesse che provengono da paesi oltre confine, sia dell'Unione Europea sia extra UE. E poi tocca in maniera trasversale anche altri dipartimenti, perché l'intelligenza artificiale c'è nella medicina, c'è nell'economia, c'è anche nell'area umanistica e così via, quindi tutti beneficiano anche dei vantaggi dell'intelligenza artificiale. E quello che è molto importante proprio anche per il futuro è impostare progetti, una progettualità che abbia un contributo che non viene solamente da un piccolo gruppo di ricerca, ma da più gruppi di ricerca di diversi dipartimenti, perché questo ovviamente ti porta poi a maggior valore e anche capacità di gestire, di raggiungere delle soluzioni che sono rilevanti per il territorio, perché è questo che il territorio chiede. Parliamo del patrimonio edilizio, no, dell'università. C'è la questione Gregoretti, scuole interpreti, credo che quella sia dal punto di vista appunto di queste problematiche la più imminente, insomma. Sì, su questo i lavori sono già stati tutti impostati, stanno andando avanti. È chiaro che l'università, proprio perché è cresciuta tantissimo, ha sempre più bisogno di spazi e forse questo è un limite in questo momento alla crescita che dovremo risolvere anche parlando con il territorio. Non ci sono particolari in questo momento, diciamo, criticità nei lavori che sono già stati avviati. Sta diventando anche molto viva, molto dinamica l'area anche del Parco di San Giovanni, dove appunto si localizzeranno, adesso c'è l'imminente trasferimento anche di psicologia e poi appunto ci sarà il trasferimento anche di tutta la parte interpreti, traduttori. Quello su cui dovremo lavorare moltissimo è la creazione di servizi in queste aree, perché attualmente la grande anche criticità è il fatto, noi siamo molto bravi a dare servizi nel campus di Piazzale Europa,
ma poi abbiamo, e non parlo solamente dell'area di San Giovanni, ma ad esempio anche quando parliamo dei poli in cui lavora l'Università di Trieste, sarà veramente importante lavorare molto bene col polo di Gorizia, poi in parte siamo presenti anche a Pordenone e anche dove funziona però già molto bene il polo di Portogruaro. Quindi la gestione, diciamo che più che un problema di edilizia che in qualche modo è già stato impostato, avrà i suoi tempi ma verrà portato a compimento, è un problema di arricchimento dei servizi a favore degli studenti e delle studentesse. Che poi tra l'altro, adesso detta così, l'arricchimento di servizi per gli studenti e per le studentesse poi si traduce anche in un arricchimento di servizi anche per la popolazione. Voglio dire, adesso detta in termini che possono sembrare deviare dal nostro discorso, però la 17 barrata che porta dalla stazione all'università, voglio dire, mica è riservata soltanto agli studenti, ed esumo anche, non è mai stato detto, ma penso che sia facile anche appunto l'equazione molto semplice, anche il prolungamento della linea 17 fine in Campomarzio risponde anche alla necessità probabilmente di collegare Piazzale Europa con Lettere, quindi e oltretutto dobbiamo anche, adesso lì mi sono un poco perso se devo essere sincero, però dobbiamo anche agli studenti universitari questo che lo hanno in qualche modo favorito e per certi versi strutturato, anche il servizio notturno di Trieste Trasporti, che è nato anche, appunto, ripeto, su sollecitazione degli studenti, cioè non si scappa, insomma, cioè è tutto ormai connaturato, voglio dire. Assolutamente, anzi aggiungo, già in Italia e anche in altri all'estero, l'università ha un ruolo proprio importante anche in tutti quelli che sono i processi di rigenerazione urbana, perché chiaramente anche ad esempio spesso in rioni che hanno un inizio di degrado, il fatto di ad esempio creare alloggi per gli studenti e portare quindi grosse masse, perché parliamo di migliaia di studenti, veramente fanno rinascere delle aree della città che non necessariamente devono essere le aree del centro città, perché oggi anche Trieste, se guardiamo allo sviluppo che ha avuto anche come turismo, il turismo chiaramente ha un impatto molto positivo, vediamo veramente la crescita di questa città, la visibilità che abbiamo sempre di più a livello non solo nazionale ma anche e soprattutto a livello internazionale, quindi tanti turisti. Però è chiaro che questo porta dei disservizi per gli abitanti, ma ahimè anche tanto per gli studenti, perché oggi è molto difficile trovare alloggio, quando spesso sono tante abitazioni, appartamenti, oggi sono destinati a case vacanze. Questo è un problema di Ecco, però si può veramente pensare e lavorare con le istituzioni per vedere anche in quali aree possiamo ad esempio creare edilizia universitaria. Questo vuol dire portare in alcune aree che magari oggi sono secondarie, portare degli studenti, quindi vuol dire poi far nascere dei servizi per gli studenti, vuol dire anche appunto combattere il degrado in modo molto positivo, portando dei giovani che studiano, e vuol dire anche dare in quelle aree magari anche servizi di mobilità verso l'università che in questo momento non ci sono, quindi portiamo vantaggio a tutti. Tra l'altro mi tolga una curiosità, questa è più una roba nostalgica per dire la verità, perché io ho visto che in via dell'università, questo è un po' un piccolo paradosso, dove io studiavo non c'è più niente di università. Volevo sapere solo, non so se lei ne è al corrente, non è detto che debba esserlo, via dell'università 7, adesso tutto Lettere è passato fra, io ragiono ancora con la terminologia dei miei tempi, però insomma il Dipartimento Umanistico
ormai sta in Lazaretto Vecchio 8. Lazaretto Vecchio 8, poi dopo in Androna Campomarzio, esatto. e credo forse ancora qualcosa tra via Montfort ed ex Magistero, per dire la verità. Ma il numero 7... Ex Magistero in questo momento l'abbiamo dato al Petrarca, no? Giusto, Sì. vero. Il numero 7 di Via dell'Università è vuoto. Allora, il numero 7, se non sbaglio, viene ripreso, viene lasciato dall'università, no? Era un edificio anche che aveva anche qualche problema. Certamente. Però l'università ha ancora Via Università 1, è vero, che è anche dove io mi sono laureato. È un bel edificio, e insomma adesso stiamo rivedendo un po' anche tutto il patrimonio immobiliare, anche per capire, perché ci sono ovviamente delle aree, dei palazzi che potrebbero avere nuove destinazioni, e altri che forse non ha senso tenere, possono andare a nuova destinazione, no? Più che altro, devo dire la verità, la sede di Lettere in Via del Lazaretto Vecchio è molto bella, l'ho vista. Bellissima. Con una certa, così, anche un po' invidia, però è molto bella. E Porto Vecchio c'è questa possibilità anche di entrare? Porto Vecchio sarebbe bellissimo entrare, e penso che insomma, in una città come Trieste, che ha questa università anche molto grande, anche se devo dire rispetto anche alle dimensioni della città, perché insomma, siamo un'università che cresce sempre di più, e dove ci sono anche tanti corsi legati all'area al mare e al porto, e quindi abbiamo ovviamente una connotazione che ci lega al contesto, che non è solamente poi anche mare, porto, ma anche un contesto architettonico, quindi ovviamente il desiderio mio, anche dell'attuale rettore, no, dichiarato, di tutti noi, sarebbe quello di andare in Porto Vecchio. Il problema è che bisogna fare i conti con i costi del Porto Vecchio, e quindi bisogna capire in che modo veniamo aiutati ad andare al Porto Vecchio, perché non possiamo mettere in difficoltà ovviamente il bilancio universitario, tenendo conto che ovviamente noi abbiamo un patrimonio di immobiliare dove sono presenti tutti i nostri dipartimenti, che essendo ormai datato richiede tantissimi interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di rifacimento. La stessa appunto economia, noi siamo stati per 6 anni nelle 2 sedi di Via Università 1, che abbiamo lasciato poi nel 2021, e di Via Tigor, che abbiamo lasciato proprio nel momento in cui ci sono stati i problemi del liceo Petrarca, e abbiamo proprio, anche ricordo, c'era il trasloco in atto, e ci hanno detto il trasloco che doveva durare una settimana è durato un giorno, perché i ragazzi dovevano entrare e tornare a scuola. Quindi noi siamo tanto impegnati su quello anche che già abbiamo, e richiede tanto impegno, soprattutto appunto finanziario. Bisognerà lavorare col territorio. Io ho lasciato per ultima la questione, proprio perché, come posso dire, non c'era bisogno di... Allora, diciamo così, nella gara gara è un termine brutto, insomma, però o gara o corsa, quindi... lei ha avuto come concorrente un'altra donna, insomma, no? E questo sotto certi aspetti ha giustamente azzerato, come posso dire, tutte quelle possibili speculazioni da una parte e dall'altra, però ha anche reso, come dire, evidente un dato che forse ci impone un ragionamento, no? Cioè che poi io faccio sempre riferimento, è troppo lunga per raccontarla, ma insomma è una roba di mio papà, che da persona piuttosto dura e piuttosto conservatrice, quando ha saputo che c'era una donna che conduceva gli autobus, lui conduceva gli autobus, io ho detto, boh, adesso chissà cosa dirà, e mio papà semplicemente ha detto, è partita puntuale? Sì.
guida bene? Sì, allora non c'è nessuna differenza. Io parto da questo presupposto, però mi rendo anche conto che per raccontare la cosa avrebbe potuto essere molto affascinante, giocare anche sulle differenze, eccetera. Io so che per un certo periodo l'università si era molto spesa anche per questioni di genere, eccetera. Da quel punto di vista come siamo messi? Attualmente l'Università di Trieste ha una presenza femminile, parliamo nelle posizioni apicali, sì, ancora molto limitata. Ma lei però c'è un punteggio più alto per il fatto che una donna è rettrice o no? Cioè no, pensavo, se è una battuta non riuscita, mi rendo conto, cioè pensavo, vabbè, saremmo stati, quando abbiamo iniziato eravamo 2 donne, tutti hanno detto, bene, ormai anche addirittura il bando di candidatura rettrice parlava solamente di rettrice, quindi tutti quanti hanno detto che donna sia per iniziare i prossimi 100 anni. No, dicevo, come candidature, come appunto donne nelle posizioni apicali, noi abbiamo ancora, anche rispetto ad altre università, siamo poche donne nelle posizioni apicali, parlo apicali, professoresse ordinarie. Ho capito, ecco, sì, quindi sì. Nella nostra università più o meno ha fatto 100 gli ordinari, sono donne il 20%, quindi ancora di più, molto, no, ancora molto poche. Saremo di più tra pochi mesi, perché il Rettore ha fatto proprio anche una politica negli ultimi mesi di apertura anche a percorsi di carriera che in qualche modo vedranno coinvolte proprio molte donne, quindi ci sarà la possibilità anche di aumentare il numero delle donne ordinario nei dipartimenti, no? Molte donne negli ultimi anni hanno avuto le abilitazioni nazionali e quindi in qualche modo ha voluto anche valorizzare giustamente questi anche percorsi di crescita. È chiaro che se ci sono poche donne poi nelle posizioni apicali, in questo momento ad esempio su 10 dipartimenti c'è solo una direttrice che sono io. No? E quando adesso nel mio dipartimento ho detto dovrete scegliere il nuovo direttore o direttrice, dico pensate che ci sono 9 direttori, non lasciatemi sola, dico, non voglio influenzare, ma se fosse una donna sarebbe bello. Detto questo, merito, perché quello è la cosa più importante. Siamo andati un po' oltre, mi rendo conto, ma insomma le chiedo scusa anche all'ospite successivo, ma insomma mi pareva il caso. Grazie professoressa, buon lavoro e anche buona preparazione insomma al suo ingresso in rettorato. Grazie davvero. Grazie mille. Andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Io chiedo scusa agli ospiti se se sono andato un po' oltre con la nuova rettrice, però insomma dovevamo conoscerla un pochettino meglio. Grazie allora per essere con noi a Maria Cristina Vallon, che è la presidente del Lions Club Trieste Host. Buonasera. E all'ingegner Ugo Lopatelli, che è invece anche past president, credo, no? Se non mi sbaglio. Beh sì, sono stato 3 volte, ecco, quindi, a distanza di 15 anni uno dall'altra, e anche past governatore dell'Lions. E che è comunque componente. E sono anche componente del direttivo del Panathlon. Ok, perché? Quindi ho vari cappelli. Perché parleremo di un'iniziativa che vede impegnati assieme appunto Panathlon e Lions, che si terrà in 2 giornate, domani e sabato, ed è Sportin giunto alla 3ª edizione. Prima di parlare nello specifico di Sportin, però volevo parlare un pochettino dell'attività sì, dei Lions, che tra l'altro ho scoperto di recente, io ero convintissimo che si scrivesse Lion apostrofo S, invece è proprio Lions, leoni insomma, non del leone. Che cosa
Tanto quando è nato il Lions Club? Il Lions Club è nato nel 1917, nel lontano 1917 a Chicago. E il suo fondatore è Melvin Jones. È la più grande organizzazione di volontariato del mondo e diciamo che abbiamo circa 1.400.000 e forse qualcosa di più soci. Quindi diciamo che secondo me il nostro motto è We Serve, no? Quindi dove c'è un bisogno, lì c'è un Lions. E quindi noi abbiamo delle macro aree di attività come il cancro infantile, i giovani, che ne so, il diabete, no? Che quindi spaziano in vari settori. E ci occupiamo un po' anche di tutte quelle fasce forse definite, non so se a torta o a ragione, ma un po' più deboli o comunque, ma non fragili nel senso negativo del termine, ma che hanno bisogno di un maggiore supporto. Certo. Ecco, diciamo così, no? E quindi spaziamo in tantissimi campi. Questo di cui noi ci occupiamo, Sport-in, è un service? Possiamo definirlo service? Sì, noi lo definiamo service, l'abbiamo concepito sempre nella logica di portare un contributo positivo alla collettività. Quindi Sport-in nasce da questa collaborazione con il Panathlon, nasce nel 2023, quindi questa è la terza edizione, ed è stato un incontro molto, molto positivo, proficuo. Non è tra l'altro l'unica iniziativa che facciamo insieme, ce ne sono anche altre. E naturalmente mettiamo insieme le nostre capacità, le nostre possibilità di interagire nei confronti della collettività, quindi è un service vero e io direi, Cristina, potresti anche spiegare il nostro obiettivo qual è, no? Di Sport-in. Certo, l'obiettivo, allora quando si parla di sport inclusivo in realtà no, non si distingue mai quella che è la cultura dello sport inclusivo, dell'inclusività nello sport e lo sport inclusivo, nel senso che non può esserci uno sport inclusivo se non c'è una cultura sotto, ecco, e noi promuoviamo questo e quello. Diciamo che ultimamente anche nel nostro paese, che forse era un pochino indietro rispetto ad altre realtà, ci sono moltissimi documenti che hanno promosso proprio l'inclusività nello sport. Ce n'è uno che lo vedono appunto e che dicono lo sport non è soltanto benessere, ma è sinonimo di pari opportunità. C'è un documento molto interessante del CNEL che è proprio del 2025 e che afferma come lo sport sia un diritto fondamentale per le persone con disabilità ed effettivamente è un qualcosa che al di là del benessere fisico ma aumenta la loro autostima, sì, aumenta l'empowerment, no? Sì. Ecco, quindi è uno strumento veramente molto molto importante. E come si fa però a far diventare uno sport inclusivo, no? Beh, sicuramente presuppone il fatto di costruire delle strutture sportive prive di barriere, di insegnare, di cambiare la mentalità degli allenatori, no? Sì. E via dicendo, no? Quindi presuppone veramente tante cose. Lo sport inclusivo invece è quello sport proprio dove proprio in forza di una cultura che vede le persone come eguali, anche se si esprimono in modalità diverse, no? Utilizzando modalità diverse, però è uno sport dove le persone, diciamo normodotate e una persona che invece ha un modo diverso di esprimersi nello sport, di relazionarsi con l'ambiente esterno, si confrontano e diciamo possono non giocare, ma fare un'attività sportiva insieme. Sì.
vede per esempio, facciamo un esempio. Per esempio il baskin, sì, no? Il baskin che forse, sì. ma ce n'è un altro che non è ancora uno sport paralimpico, ma che è lo showdown. Questo mi hanno raccontato di che cosa si Che tratta, una specie secondo di ping me pong, no? è una sorta di ping pong che viene giocato in un tavolo che ha dei supporti laterali, uno schermo centrale, una pallina sonora, ma soprattutto è nato per i ciechi e gli ipovedenti, ma può essere giocato da chiunque perché viene giocato con una mascherina applicata agli occhi, per cui tutti sono nelle stesse condizioni. Non Questa è ancora... ancora... delle novità di quest'anno, le novità di quest'anno ne abbiamo parecchie. Direi, guardando l'aspetto della collaborazione con l'Unione Italiana Cechi, anche perché parlando di Lions Club, nato nel 1917, ma già dal 1925 la vista e la tutela della vista è stato il service principale mondiale del Lions in tutto il mondo. E noi collaboriamo da parecchi anni con ovviamente l'Unione Italiana Cechi. Quest'anno abbiamo inserito queste due attività, una è la scherma per non vedenti e l'altra è questo showdown. Il tavolo di cui parlava Cristina ci viene prestato dal Rittmeyer, che ringraziamo veramente. Poi si tratta di trasportarlo da Aquilinea, dove faremo quindi non è proprio un trasporto tanto facile, e si gioca su questo. Allora, quindi abbiamo pensato di portare novità e di allargare le collaborazioni, perché, come si diceva, Sportin nasce dalla collaborazione Lions e Panathlon, però ha coinvolto tante realtà. Sì. E ogni anno cerchiamo di allargare questa realtà, no? Ci sono due momenti, lo dicevamo. Il primo è in programma domani pomeriggio all'Urban Center, che è praticamente attaccato al... Sì, è una sala molto bella e poco conosciuta, anzi, se posso dire, si trova in Corso Cavour, di fronte all'hotel NH, ma è più conosciuto il negozio Mirelle, ormai è a fianco di Mirelle. E quello è, bisogna riferimento a quello. È una bellissima sala di proprietà del comune, gestita dal polo tecnologico dell'Alto Adriatico, e li ringraziamo perché ci ridanno anche la disponibilità, ed è una bellissima sala. Metteremo anche qualcuno davanti per attirare, perché non è conosciutissimo in quanto è molto recente. E qui c'è una sorta di convegno, no? Domani. Sì, noi in pratica la tavola rotonda cosa serve? A introdurre quella che poi è l'esibizione sportiva che viene fatta sabato ad Aquilinea, e quindi ci sono 3 relatori e 3 testimonial. Una delle testimonianze più importanti ci deriva dalla madre di Matteo Parenzan e va nella logica che dicevamo prima, cioè il nostro obiettivo, l'obiettivo di questa manifestazione, uno degli obiettivi, è quello di far capire alle famiglie che hanno anche dei ragazzi disabili che lo sport deve essere, loro devono vedere lo sport come una possibilità per il figlio di avere una vita soddisfacente. Sì, e l'esempio di Matteo Parenzan è unico. Poi, tra l'altro poi io una volta ho intervistato Matteo Parenzan, che poi è simpaticissimo, ma quello che mi ha colpito è che non ho mai sentito fare da nessuno questo tipo di discorso. Lui ha detto: io non mi alleno per perdere. Certo. Ed è una cosa, cioè, viva Dio che uno te lo venga anche a dire, insomma, no? In fin dei conti. Allora, io non mi alleno per perdere, e questo mi sembra la chiave di volta. Lui ha cambiato la sua vita grazie allo sport, perché a 6 anni non riusciva neanche a fare le scale e così via. Però, sentendo parlare la madre, io spero che domani ci siano persone che vogliono dire: domani l'ingresso è libero, non ci sono limitazioni, e alle 17, un'oretta e mezzo circa, sentire la mamma di Parenzani e capire come la famiglia lo ha sostenuto, supportato, lasciandolo libero. Sono tutte scelte fatte da Matteo liberamente, ma con la famiglia che lo ha seguito in maniera eccezionale. E questo è il messaggio principale che vogliamo dare alle famiglie: non bisogna avere timore, paura, vergognarsi e quant'altro. E poi, se si viene sabato ad Aquilinea a vedere le esibizioni, queste persone che si esibiscono sono di una felicità, di una contentezza che veramente fa sentire noi in imbarazzo, no? Dire come sono felici loro, e noi siamo ancora alla ricerca, no?
il nostro equilibrio. Anche perché effettivamente lo sport inclusivo, no, dove un normodotato si confronta con una modalità diversa di esprimersi, fa sì che anche nelle persone, diciamo, normodotate si crei quel rispetto, quella considerazione nei confronti dell'altro che è fondamentale per costruire una cultura dell'inclusività. La mattinata di sabato, che si svolge appunto al Palasport di Aquiligna, prevede dalle 9:30 alle 12:30 tutta una serie di esibizioni di sport paralimpici, fra cui il danza sportiva, il para-rowing, che karate, è il canottaggio per chi non è corrente, boccia paralimpica, scherma per non vedenti, questo showdown che chiamiamo nuovo, ping pong, e il baskin, che è forse quello più conosciuto, magari più noto, perché è già stato spiegato. L'apertura che avevamo fatto ulteriore era la collaborazione con Trieste Campus e con la Pallanuoto e Nuoto. In realtà nel pomeriggio non ci potrà essere. Sì, perché c'è per una combinazione anche un po' felice, per dire la verità, perché ci sono delle gare importanti. Sì, la squadra femminile di pallanuoto si è qualificata e quindi lo spazio deve essere dedicato, e recuperiamo una parte di questo, e quello volevo sottolineare, nella tavola rotonda, perché domani in tavola rotonda sarà presente Daniele Bettini, che è il tecnico della squadra paralimpica di pallanuoto di Trieste. Quindi parleremo domani. Sabato non riusciamo a vedere l'esibizione, ma domani insomma, in qualche Bettini modo ci racconta le cose come stanno e ci fa. E poi io so, perché ho qualcuno che me l'ha detto prima, poco tempo fa, che probabilmente l'anno prossimo buona parte della manifestazione sarà il polo, come si chiama? Trieste Campus. Trieste Campus. Questo però Di Via Locchi, anche perché sappiamo che si amplierà con delle strutture che potrebbero consentirci di svolgere tutta l'attività. Di fare. E in più, andando avanti nella collaborazione con l'Unione Cechi, si pensava anche a qualche gara di vela in mare. E quindi siamo alla ricerca di ampliare il più possibile. E sottolineo anche la presenza domani di Elena Gianello e quindi della collaborazione con Calicanto. Non ha bisogno Calicanto perché è molto brava nelle. Io sono un fan della professoressa Giannello, e lo ripeto ogni volta che posso, sia quando lei è presente sia quando non lo è presente. Io non capisco che cosa in più deve fare questa donna per avere il sigillo trecentesco della città, perché quello che lei ha fatto e come lo ha fatto facendo molto bene è qualche cosa di, non so. Quindi noi ci troviamo, per commentare, noi ci troviamo come Laios e Panatron a cercare di dare voce e visibilità a una serie di realtà che esistono, ma le mettiamo insieme. La collaborazione fa sì che in uno stesso momento siamo. E questo è l'obiettivo anche, di allargare la collaborazione sempre più, no? Io ho notato anche questo per quanto riguarda l'attività del Lions, forse già c'era e magari dipende anche da me, però noto che c'è sempre più una presenza molto evidente del Lions, sto mischiando un po' le cose per far capire, del Lions come di altre realtà che lavorano continuamente, no? Perché c'è un'attività continua, ci sono i service, eccetera. Questo è un conto, però molto, molto spesso vedo che ci sono delle iniziative, delle attività che sono, come posso dire, più pubbliche, ma il termine non è neanche elegante. Più viste forse. Più viste, ecco, sì, più evidenti. Più evidenti, mettiamola così. E che oltretutto vedono anche Lion sempre in collaborazione con altre realtà. Ma perché questa è la forza per fare un qualcosa di più, no? Perché attraverso la partnership si riesce comunque
a dare più forza a quella che può essere un'iniziativa. Basta che non pronunci il termine sinergia, che a me mette un po' i brividi. Ho detto partnership. È la stessa cosa, però basta non dire sinergia. No, a me dà un po' di... E poi sicuramente, adesso con anche Lions è cambiato, no? Negli anni, quindi si è un po'... è andato un po' anche il Lions verso i social media e tutto, e quindi questo sicuramente fa emergere un'immagine diversa, e forse si è anche molto più rinforzata diciamo, la collaborazione con le istituzioni. Sì. Noi abbiamo anche una grossa fortuna qui a Trieste, che abbiamo un'ottima collaborazione. In genere Friuli Venezia Giulia abbiamo spesso la regione al nostro fianco, abbiamo le realtà comunali, il comune di Muggia come in questo caso, ma anche del comune di Trieste, dell'assessorato alle politiche sociali, e quindi tutte queste cose qui fanno sì che ovviamente le iniziative non rimangono un po' solo nel contesto della singola realtà, più note, più pubblicizzate anche, sì, forse il termine magari era anche questo, sì, insomma. Sono più visibili. Più visibili. Forse sì, appunto, è più visibile. E cambia anche probabilmente l'attenzione della città nei riguardi di tutto ciò, no? Perché questa è una città strana, sappiamo benissimo che è una città dura, eccetera, però poi dopo sotto la scorza c'è tanta, è un po' come Frank Sinatra a Trieste, questo, per chi conosce la biografia di Sinatra sa quello che intendo. Probabilmente solo io e Gabriele Centi abbiamo capito questa cosa. Però voglio dire, c'è anche questo, no, da sottolineare, il ruolo del Lions è un ruolo che, sì, come dire, conta molto sulla generosità della gente. Sì, uno degli aspetti che abbiamo è che noi come Lions ci muoviamo un po' su molti fronti. Mm-hmm. Abbiamo individuato delle aree prioritarie, però ovviamente ci muoviamo in tutti i fronti, anche perché da sempre cerchiamo di avere nel nostro ambito i soci che facciano attività diverse e che quindi possono coprire, sì, e così via. E questo fa sì che magari molto spesso si disperde un po', no? Perché c'è molta dispersione di attività. Quelle più visibili sono quelle che ci fanno anche conoscere un po' meglio, ma in realtà dietro ce n'è tanta di roba che facciamo. Quelle più visibili sono quelle che danno più visibilità al pubblico e alle persone. Poi cominciano anche a diventare delle attività scaglionate durante l'anno e quando in genere la gente dice adesso è il periodo in cui c'è questo, è il periodo in cui c'è l'altro, significa che c'è qualche cosa in... Ma il riconoscimento della gente, delle persone, va attraverso anche passa attraverso il fatto che un'associazione si occupi di determinate cose e che non sia una meteora che passa, sì, per cui la legittimazione da parte della popolazione, delle persone, passa anche proprio attraverso questo tipo di attività, per cui le persone dicono i Lions sono quelli che fanno questo, perché facendone invece tantissime, magari anche tanto importanti, però che rimangono un po' nascoste, allora lì manca e dopo dici ma chi sono i Lions? No? Invece così in realtà è giusto, innanzitutto perché molto spesso in queste iniziative un po' più grosse, Sportin siamo noi, però in altre iniziative come il Lions Day per esempio, che c'è stato aprile, ci sono stati tutti i club della zona che si sono uniti per fare la manifestazione, ecco, quindi Piazza Unità, eccetera. in Piazza Unità, no? Quindi abbiamo avuto ci abbiamo verso la conclusione, c'è solo una cosa che io chiedo. Anche per i Lions la durata del mandato del presidente è di un anno? Sì. Ecco, allora ho già capito l'eventuale risposta, ma io pongo ugualmente la domanda. Sì. È un periodo congruo? Sì, sì. Può essere che il presidente, ma sì, anche perché comunque nella carriera dopo uno, comunque nella sua storia associativa lo rifà. Ho capito. Uno. Sì, e due, comunque è giusto che venga cambiato, perché se no potrebbe esserci un'impronta. Potrebbe esserci
un'impronta, un'idilazione, sì, anche logico che dopo uno si concentri sulle cose che... Poi puntiamo al fatto che avendo davanti un anno solo, ci si concentra molto e si dà il massimo. E quindi non c'è tempo di rilassarsi, no? Per cui anche perché poi di solito si conosce già quello che viene dopo. Certo. Certo. Quindi bisogna Quindi bisogna, a differenza del Panathlon dove il mandato presidenziale è di 2 anni e quello di governatore 4 addirittura, perché sono il periodo olimpico, no? E quindi questo è un po' impegnativo, ma un po' diverso. Mi sono dimenticato di una cosa che volevo sottolineare, che all'esibizione sportiva, e spero anche domani, ci saranno anche i ragazzi di Oltre Quella Sedia, altra che invece importante. Non faranno un'esibizione, ma i ragazzi hanno composto delle piccole poesie che accompagneranno le singole discipline sportive. Questo il sabato mattina? Sabato, quindi per ogni disciplina sportiva ci sarà prima una piccola poesia fatta molto bravi, molto simpatici. Allora, ricordatevi i 2 appuntamenti, diciamo, perché mi fanno segnali che dobbiamo chiudere. Allora, domani giovedì, domani all'Urban Center di Corso Cavour, vicino a Mirella, ormai quello è. E ci sarà alle 17 la tavola rotonda dove parleremo di queste cose, in particolare cito la madre di Matteo Parenzani. Sabato alle 9:30 fino alle 12:30 al Palasport di Aquilinea, l'esibizione di 7 discipline paralimpiche e vi aspettiamo in entrambe le manifestazioni. Abbiamo bisogno di avere presenza e di capire che c'è una risposta della città. Gli ingressi sono liberi, non ci sono... Ha fatto tutto lui? Ha fatto tutto lui ormai? Sì, beh. Grazie davvero, buon lavoro, non solamente per... Quello che abbiamo dimenticato è che abbiamo portato una maglietta per lei come ricordo. Ah, perfetto, spero che sia la taglia, dovrebbe la andare. L non è large ma è il simbolo dell'aio, perché credo che forse nella large ci entro, sto vedendo con una certa preoccupazione. Grazie, buon lavoro, grazie a te. Grazie a Telequattro. Ci vediamo domani alle 17:55.